Il caro bollette e caro gas, l'intervento del segretario provinciale della Will Agrigentina, Gero Acquisto, che si dice molto preoccupato per le numerose famiglie della nostra provincia, una provincia relegata agli ultimi posti per qualità della vita. Dal 1° gennaio scorso sono in vigore i nuovi prezzi per la materia prima luce e gas che hanno portato a un aumento dei costi delle bollette. Da una prima analisi sulle famiglie in maggior tutela c'è stato un rincaro pari al 55% per la luce e al 42% per il gas. Il governo ha previsto l'applicazione di un bonus sotto forma di sconto sulle bollette dei soggetti aventi diritto. Inoltre ARERA ha predisposto anche un piano di rateizzazione dei pagamenti in 10 mesi. Al riguardo il segretario della Will Agrigentina Geracquisto esprime forte preoccupazione. Il costo delle bollette è raddoppiato rispetto al 2021. Ad Agrigento in questo preciso momento storico sono molte le famiglie che versano in situazione di difficoltà. Bisogna mettere in campo altre misure per contrastare questo sproposito. Chi non riesce a pagare le bollette non riuscirà nemmeno a pagare le rate, continua Acquisto. Non possono essere le famiglie e le attività produttive che in provincia di Agrigento sono più che sofferenti a pagarne lo scotto. È inevitabile che con l'aumento delle bollette aumenti il caro vita e il nostro territorio non se lo può permettere. A tal fine la Will nazionale propone delle soluzioni articolate in modo da ottenere vantaggi nel breve e nel lungo periodo. Nel breve periodo l'aliquota IVA al 4% per energia elettrica e gas, applicare un'extra tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche, alzare il limite SE per aumentare la platea di famiglie che possono fruire degli sconti in bolletta. Per quanto riguarda il lungo periodo invece creare strategie di potenziamento delle energie rinnovabili, avviare una campagna per contenimento dei consumi energetici e infine, conclude Acquisto, dare impulso alla creazione delle comunità energetiche.